il caporale, da che mondo è mondo, non è detto che sia straniero, perché il fenomeno del caporalato nasce al sud e se noi andiamo a vedere cosa accade al sud nell'agricoltura, i caporali non sono nigeriani, non sono pakistani, non sono indiani, sono italianissimi. Sono italianissimi. E non è un fatto culturale. Quindi non sono le comunità che migrano qua e hanno la cultura, sono italianissimi i caporali e sono italianissimi gli imprenditori che assumono a 3 euro all'ora la manovalanza straniera. Anche qua io vi supplico, non prendiamo la scorciatoia per cui sono gli stranieri che sono abituati all'illegalità e vengono, semmai dovremmo chiederci come noi possiamo fare in modo che quelle persone da invisibili nel senso privi di riconoscimento e di diritto possano diventare visibili, perché noi li vediamo fisicamente nelle baraccopoli, nei campi che lavorano, però non consentiamo loro di avere alcun diritto, perché il fatto che siano entrati irregolarmente in questo paese sono dei clandestini e addirittura per voi commettono un reato loro perché sono entrati clandestinamente.